Amici, mi sto recando a Canate di Marsiglia, nel comune di Davagna, in provincia di Genova. Ed è da qui che ho iniziato il mio viaggio per documentare i borghi fantasma italiani. Continuiamo e proseguiamo sul nostro sentiero. E dopo circa un'ora di cammino impervio e frastagliato su ponti, diciamo, non proprio stabili, siamo giunti a Canate di Marsiglia. Canate esiste dal XII secolo e fu abbandonato dalle ultime persone negli anni 60. A quanto pare la costruzione della strada si fermò a Marsiglia, dunque Canate, questa piccola frazione, rimase isolata. Abbiamo raggiunto il fulcro, il centro di questo borgo fantasma, questo borgo abbandonato. Abbiamo incontrato il signor Bruno che arriva dai filtri dell'acquedotto, okay, via dei filtri. Via dei Filtri, che è più o meno a distanza di cammino? Un'ora e mezza. Un'oretta e mezza. E questo sentiero che ha percorso il signor Bruno per arrivare fin qui ha un nome anche particolare, si chiama? Il sentiero dei 1000 scalini. In effetti l'ultimo numero è 1217. Beh, direi che è una bella camminata, ma noi vogliamo sapere, per arrivare a Canate di Marsiglia dal sentiero dei 1200 e rotti gradini, la difficoltà sono solo questi gradini oppure ci sarebbe qualcosa da mettere a posto? La difficoltà sono più che altro i guadi del torrente che si deve fare, che sicuramente, visto com'era la situazione stamattina, se è più forte non si può passare, quindi forse bisognerebbe mettere più in sicurezza il lato del torrente Canate. Esatto, ce ne siamo accorti anche noi passando invece dalla parte di Marsiglia, quindi dall'altro lato ci sono ovviamente questi ponti che sono vecchiotti, hanno i loro anni, sarebbero da mettere in sicurezza per poter raggiungere Canate di Marsiglia in totale tranquillità. E fu proprio la mancata realizzazione della strada che portò le persone ad abbandonare questo borgo, che divenne così il borgo fantasma che oggi vedete. Furono un centinaio gli abitanti ad abbandonare Canate. Tuttavia, tra chi cerca di resistere ce n'è uno in particolare che non vuole essere ripreso e noi lo rispettiamo, che vive qui, pensate, da 16 anni. Uno dei simboli era anche questa fontana che ha sempre sgorgato acqua potabile, limpida, buonissima, e non solo, perché qua c'era questo trogolo, questo luogo dove le signore si recavano per lavare i panni e socializzare tra loro. Negli anni 30 arrivò la corrente elettrica. Dopo l'abbandono non ci sarebbe più stato bisogno di averla, ma dopo tanti anni qualcheduno si è organizzato e hanno montato qualche pannello solare per provare a rivivere questo borgo. E allora nosotros con la tecnologia avanzata, nosotros tenemos el panel solar que pero è solamente 12 volti, però dà per caricare il telefono, qualche cosa. Quindi un pannello solare 12 volt per le necessità quotidiane, quindi si può avere un telefono cellulare e in caso di necessità si può anche utilizzare per telefonare, chiamare i soccorsi o qualsiasi cosa in caso di emergenza, diciamo. Grazie Francisco. Canate di Marsiglia. Questo luogo è da visitare perché davvero merita di un'escursione o di una passeggiata, magari in estate. Per oggi è tutto, abbiamo conosciuto un nuovo borgo fantasma. Da Dario il leggendario. Noi ci rivediamo presto. L'avventura con Erga prosegue.